Allora, Lucio Gianni, Grande Nord. Guardi, fremevo a intervenire mentre vedevo scorrere certi messaggi, no? Perché io ho un assoluto rispetto di tutte le idee, di tutte le persone, di quello che pensano, amo il confronto, però quando vedo certe disinformazioni che sono dovute probabilmente ai messaggi che arrivano attraverso Facebook, attraverso la stampa, finanziati da chi ha i soldi per far passare certe idee, vedo che c'è una mancanza di conoscenza. Qualcuno che mi dice che ci sono dei micro, non si arriverà all'autonomia o all'indipendenza perché non si può raggiungere attraverso dei micro movimenti venetisti. In realtà questo è disinformato, perché le dico che questa persona che il 30 novembre ci sarà un tsunami veneto alle ore 15, un'assemblea provinciale in tutte e 7 le province del Veneto in contemporanea, organizzato dal Partito dei Veneti. Il Partito dei Veneti che finalmente tutti, ben 10 sigle di movimenti autonomisti, indipendentisti, venetisti si sono messi insieme e io che ero un po' stanco di continuare un impegno all'interno della politica ho ripreso forza, perché finalmente questo era il sogno che io avevo ancora prima di uscire dalla Lega Nord. Io credevo che la possibilità che i veneti, tutti i veneti si mettessero insieme. Allora quando uno mi dice che ci sono, si è accusato a volte in passato che noi veneti eravamo divisi, eravamo troppo movimenti. Oggi c'è un partito dei veneti che è un partito unico, con tutti i veneti, con tutti i movimenti che hanno fatto un passo indietro e si sono messi insieme. E abbiamo fatto una grande manifestazione a Padova, dove come al solito hanno detto che eravamo in 600, c'erano 600 posti a sedere, erano tutti occupati, c'era tantissima gente in piedi, quindi era molto difficile che ci fossero solo 600 persone. Adesso faremo un'assemblea a ogni provincia il giorno 30, ore 15. Ci stiamo organizzando, ci stiamo preparando e non credo che si possa pensare che l'autonomia può arrivare solo se mi scrivono la Meloni e Salvini arrivano a raggiungere la maggioranza. Cioè la Meloni non potrà mai concedere l'autonomia a una regione, che sia il Veneto, che sia qualsiasi altra regione. La Meloni è nazionalista. Ragazzi, non possiamo pensare a un Salvini che ha tradito quello che era il movimento del nord, che possa, per andare a prendere i voti al sud, possiamo pensare che sia quello che porta l'autonomia. Abbiamo avuto un ministro veneto, quindi non è che ci stiamo inventando le cose. L'unica risposta, poi qualcuno ha scritto, veramente sarebbe una prima possibilità, è quello che nel Veneto sparisse i 5 Stelle e il PD. Metto firma sotto questo discorso qua, perché loro in questo momento sono quelle rappresentanti di quello che è l'assistenzialismo del Sud. Non possiamo continuare a pensare che noi veneti. Allora, ci dicono che noi vogliamo i loro soldi, ma che ci lasciano andare, che ci diano indietro i nostri 15 miliardi di residuo fiscale e noi ci gestiamo per conto nostro. È inutile che ci vengano a dire il Mose, Venezia, gli artigiani, ma adesso compriamo Veneto, ma anche prima dell'alluvione dovevamo comprare Veneto, dovevamo comprare quello che sono i prodotti del territorio, sia artigianali sia dal punto di vista enogastronomico. Sono le nostre specialità, le nostre proprietà, i nostri lavoratori. Noi dobbiamo proteggere quello che è la nostra realtà economica, imprenditoriale, tutta la nostra cultura, la nostra capacità che noi abbiamo. Allora, se a questo punto non ci rendiamo conto che se noi continuiamo a dare la possibilità a quei movimenti, a quei partiti che poi portano i nostri soldi al sud, noi non andremo a nessuna parte. E tanti altri discorsi che sono stati fatti della malavita, cose varie. Dobbiamo veramente cominciare a renderci conto che noi siamo delle persone che hanno bisogno di vedere una realtà nazionale che si trasforma, una bella realtà di stati confederati, 15-16 regioni confederati, oppure 3 macro regioni, come l'aveva già intravista Sturzo e che poi Midio l'aveva portata avanti, l'aveva semplificata. Nord, centro e sud, oppure 15-16 regioni mettendo insieme, creiamo un'Italia confederata.